Sapete, c'è una bella differenza tra essere un grande atleta ed essere una leggenda. Una leggenda è qualcosa di più. È una persona che non solo vince, ma che finisce per incarnare lo spirito di un'intera terra. Ecco, oggi raccontiamo proprio la storia di un uomo così. Un uomo che ha portato la sua Sardegna, la nostra Sardegna, sul tetto d'Europa, diventando un simbolo, uno di quelli immortali. Parliamo di Tonino Puddu. È una notizia che ha colpito al cuore tutto lo sport sardo e non solo. Da poco infatti abbiamo perso una delle nostre colonne portanti. A 81 anni se n'è andato Tonino Puddu e dire leggenda non è un'esagerazione. Parliamo di un uomo che ha davvero segnato un'epoca, lasciando un'eredità che vedrete va ben oltre le corde di un ring. Ecco, per capire davvero la grandezza di una figura come Tonino Puddu non basta affatto guardare la bacheca dei trofei. Dobbiamo fare un passo indietro, dobbiamo tornare proprio lì, alle sue radici, nel cuore pulsante di Cagliari. Proviamo a chiudere gli occhi e a immaginare la Cagliari degli anni 60. Siamo nel quartiere di Villanova, uno di quei rioni popolari, veri, pieni di vita. È proprio qui, tra queste strade, che un giovane ragazzo comincia a coltivare una passione che lo porterà incredibilmente lontano. È una storia che parla di determinazione, sì, ma è soprattutto una storia nata e cresciuta in mezzo alla sua gente, alla sua comunità. E come spesso accade quando c'è il talento vero, i risultati non si fanno aspettare. Guardate un po' questa progressione, è pazzesca. Nel 65 vince il titolo mondiale militare, un primo grandissimo segnale del suo talento. Poi passano 5 anni, siamo nel 70, e diventa campione italiano. A quel punto, è chiaro a tutti, Tonino Puddu non è più una semplice promessa, no, è diventato uno dei nomi di punta del pugilato in Italia. E da qui arriviamo al momento clou, quello che ha trasformato un grande campione in un vero e proprio eroe. Stiamo per raccontare una notte che è entrata di prepotenza nella storia dello sport sardo. Un evento che, pensate, ancora oggi, a distanza di decenni, fa venire i brividi a chi c'era e anche a chi l'ha solo sentito raccontare. Allora, proviamo a visualizzare la scena insieme. Siamo nel 1971. Lo stadio Amsicora di Cagliari è una polveriera. È letteralmente gremito. Ci sono più di 25.000 persone. 25.000! Tutte lì, col fiato sospeso, per spingere il loro campione, il loro ragazzo, verso l'impresa. Un'intera città, capite? Unita per un solo uomo. Sul ring, di fronte a lui, non c'è uno qualsiasi. C'è il campione in carica, il temibilissimo spagnolo Miguel Velázquez. E la posta in gioco? Altissima. Il titolo europeo dei pesi leggeri. L'aria è elettrica, la tensione si taglia col coltello. Ogni pugno, ogni schivata, ogni singolo round avvicina Puddu a un traguardo che è semplicemente storico. Non solo per lui, ma per un'isola intera. E alla fine ce la fa! Sì, ce la fa! Dopo un incontro che definire duro è poco, un match finito in parità, Puddu per regolamento conquista la cintura e in quel preciso istante scrive la storia. Diventa il primo pugile sardo di sempre a salire sul tetto d'Europa. Un momento di gloria pura, assoluta. Ma quello che succede subito dopo forse è ancora più incredibile e significativo. La folla in delirio lo solleva di peso, lo porta in trionfo per le strade di Cagliari, fino a casa, fino al suo quartiere, Villanova. La vittoria, vedete, non era più solo sua, era diventata la vittoria di tutti. È un'immagine potentissima che chiude un cerchio perfetto, l'apice della gloria sportiva che torna alle sue umili origini. Attenzione però, perché vincere un titolo è un'impresa, ma la parte difficile, si sa, è confermarsi. La vera sfida era difenderlo, quel titolo. E adesso vediamo come Tonino Puddu non solo è arrivato in cima all'Europa, ma c'è rimasto. È come se c'è rimasto, affermandosi come un vero dominatore. Pensate un po', per ben 3 anni, 3 lunghi anni, quella cintura di campione d'Europa non si è sciodata dalla Sardegna. Puddu non è stato una meteora, un campione di passaggio, no. Lui è stato il re incontrastato della sua categoria, un vero e proprio simbolo di tenacia e di orgoglio per tutta la sua terra. E per restare su quel trono ha dovuto combattere, e tanto. Ha dovuto respingere gli assalti di avversari di altissimo livello. Pugili francesi agguerriti, ha dovuto vincere derby italiani infiocati contro gente tosta come Carmelo Coscia ed Enzo Petriglia. Ogni difesa del titolo non era una passeggiata, era una battaglia. Una conferma ogni volta della sua immensa grandezza. Una volta che hai conquistato l'Europa, cosa ti resta? Il mondo, ovvio. E infatti il passo successivo non poteva che essere quello:
Siamo nel 1973 e Tonino Puddu vola a Los Angeles. L'obiettivo? Tentare la scalata al titolo più prestigioso in assoluto, quello mondiale. Sul ring americano si trova davanti un osso durissimo, il messicano Rodolfo El Gato González. L'incontro non andrà come sperato, arriverà una sconfitta. Ma attenzione, quel match rappresenta comunque il punto più alto, l'apice della sua carriera a livello mondiale. Perché essere arrivato fin lì, a giocarsi il titolo del mondo? Beh, per quel ragazzo partito dalle strade di Villanova, quella era già una vittoria enorme. Quel suo regno incredibile in Europa alla fine si conclude. Succede l'anno dopo, nel 74, contro un'altra leggenda del pugilato, lo scozzese Ken Buchanan. Lì si chiude un capitolo importantissimo della sua carriera, certo, ma la sua storia nello sport, quella è ancora lontana dall'essere finita. E infatti è proprio così. La vera grandezza di una persona, di un campione, non si misura solo con le vittorie ottenute sul ring. Vediamo adesso come Tonino Puddu sia rimasto una figura assolutamente centrale per il suo sport, anche molto dopo aver appeso i guantioni al chiodo. Anche una volta sceso dal ring, lontano dalle luci dei riflettori, il suo amore e il suo impegno per la boxe non sono mai venuti meno. Ha usato tutta la sua esperienza e il suo prestigio per fare cosa? Per portare in Sardegna grandi eventi internazionali, per promuovere la nobile arte in ogni angolo dell'isola e, cosa forse più importante di tutte, per diventare una guida, un'ispirazione per tutti quei giovani pugili che sognavano di ripercorrere le sue orme. E questo punto è fondamentale. Sentite le parole di un altro grandissimo campione sardo, Fabrizio Cappai. Ci fanno capire alla perfezione il rispetto, l'ammirazione che circondava Puddu. Non era visto solo come un ex campione, era un maestro. Era, a tutti gli effetti, un pezzo di storia vivente della boxe. E allora, arrivati a questo punto, la domanda sorge quasi spontanea. Ma qual è la differenza tra un campione e una leggenda? Le vittorie sul ring, certo, quelle contano, ma forse la vera differenza la fa l'impatto che hai sulla tua gente, sulla tua comunità, l'ispirazione che riesci a trasmettere, l'eredità che ti lasci alle spalle. Ecco, l'eredità di Tonino Puddu è esattamente questa. Non è stato solo un campione europeo di pugilato, è stato un simbolo. È stato il ragazzo di Villanova che ha dimostrato a un'isola intera che con il cuore, con la grinta, con la determinazione si può arrivare dappertutto. E per questo resterà per sempre semplicemente l'orgoglio di un'isola.